La preoccupazione monta ora per ora, no? La situazione è complessa, lo sappiamo perché insomma le notizie girano. Noi siamo molto arrabbiati. Noi siamo legati a Taranto, siamo un'azienda che fa servizi per Taranto. La chiusura di Taranto significa la chiusura anche di Porto Marghera. Da Taranto a Porto Marghera il passo non è mai stato così breve. La crisi del colosso dell'acciaio del resto non ha confini e rischia di tradursi in uno dei più grossi disastri industriali del paese ed Europa. A Porto Marghera, nel sit-in di protesta organizzato dai sindacati, ci sono rabbia, rassegnazione, speranza, ma soprattutto tanta stanchezza. Negli ultimi anni la scure delle razionalizzazioni ha colpito più volte. Da oltre 100 dipendenti si è passati agli attuali 52. Loro vengono, prendono e se ne vanno. Ogni volta è così. Noi siamo stanchi, diciamo, di queste riorganizzazioni perché ogni passaggio per noi è un caro prezzo che dobbiamo pagare in termini di occupazione, in termini di investimenti e in termini proprio di garanzie di posto di lavoro. Garanzie che al momento non ci sono. Gli occhi sono puntati sull'esecutivo Conte perché faccia rispettare i patti alla multinazionale ArcelorMittal, subentrata ufficialmente solo un anno fa. E proprio al governo i sindacati si appellano nelle ore più drammatiche della trattativa. Noi al governo chiediamo un impegno concreto nel mantenere vivo lo stabilimento di Taranto. Noi non abbiamo alcun pregiudizio su una privatizzazione, su una partecipazione statale, su qualsiasi tipo di iniziativa. Un appello forte e chiaro arriva anche dal Comune di Venezia, che ha portato ai lavoratori la propria solidarietà. Chiediamo al governo di essere finalmente all'altezza delle sfide che ha l'Italia davanti e di affrontare questo tema senza ideologia, ma per risolvere questa importante e delicata tematica che rischia di avere effetti anche a Porto Marghera.